Eccoci con Thomas Maggiò, autore del secondo gol che ci ha dato un po' di tranquillità, un derby vinto si può dire meritatamente, però del campo a volte la si vede in maniera diversa. Com'è stata per voi la partita? Vabbè, di sicuro giocare i derby non è mai facile, vincerli è bellissimo. Fare gol ancora di più, insomma, visto il pubblico nostro che è sempre presente, e infatti tutta la squadra ringrazia sempre la curva, perché veramente avere un tifo così in promozione è difficile. Diciamo che il primo tempo abbiamo fatto secondo me molto bene e poi siamo un po' calati nella ripresa e là dobbiamo migliorare allenandoci sempre in settimana e un po' alla volta miglioreremo. Sì, la partita penso che in settimana l'abbiate preparata bene, perché sul campo si è visto, specialmente nel primo tempo, eravate belli concentrati. C'è quest'arma vincente sui calci piazzati che mette sempre in pericolo in abbace l'avversario. Quanto morale vi dà questo risultato? No, tantissimo, tantissimo. Domenica scorsa avevamo affrontato la Fossaltese e avevamo un po' l'amaro in bocca, nel senso che quel 3-3 lì, rimasti in 10, ci ha pesato e oggi avevamo una gran voglia di rivalsa e voglia di vincere. Allora ti chiedo, visto che si stava quasi facendo la fotocopia della partita precedente 2-0, poi c'è stato il pareggio su rigore, quel rigore c'era? Perché dagli spalti non si è visto bene. Rigori così difficilmente vengono dati, nel senso che in area le trattenute fanno parte del gioco. Non mi sembrava una trattenuta da calcio di rigore, poi l'arbitro l'ha vista così, siamo stati bravi a resistere. Allora chiudiamo questa intervista dicendo un qualcosa di te. Qual è il tuo ruolo naturale e come ti senti da un punto di vista di forma fisica? Ma io diciamo sono un centrocampista centrale, ho sempre giocato nel 4-3-3 o nel 4-4-2 in mezzo. Fisicamente devo lavorare ancora tanto, però aver fatto gol in un derby alla prima di campionato e vincere soprattutto mi dà un gran morale. Bene, allora bravo Thomas e grazie. Grazie a voi.